Dopo mesi di muro contro muro si è finalmente sbloccata la trattativa tra Comune di Venezia e dipendenti del Casino sul nuovo contratto. Da oggi il biotestamento è legge. Tra le reazioni del no, il contrario parere del Patriarca di Venezia, grave errore della politica, la vita va difesa a ogni costo. Sciocca sottomarina per lo stupro ai danni di una disabile del posto, indagine ancora in corso nel più stretto riservo, 2 marocchini presunti aggressori. Controllare gli ingressi lungo l'area marciana e le zone di accesso acqua e la città, lo annuncia il sindaco Luigi Brugnaro che vuole una San Marco a numero chiuso. Auto usate come ariete per sfondare la vetrina del negozio e scappare con capi di abbigliamento pari a 15.000 euro, la spaccata in appena un minuto a Jesolo. Indignazione della gente per la legge regionale che stanzia 600.000 euro a tinte dei fondi sanitari per cambiare sesso. Altre priorità, dicono i cittadini. Anziani in affanno alla ricerca di posti letto nelle case di riposo pubbliche, il monito dell'assessore al sociale di Venezia, pochi i pensionati che possono contare sulla impegnativa regionale. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione veneziana dei nostri telegiornali si apre dunque con lo sblocco di una trattativa che durava da tanto tempo e un braccio di ferro, quello tra Cafarsetti e i sindacati sul nuovo contratto per il Casino. I rappresentanti dei lavoratori hanno deciso di rinviare la causa per comportamento antisindacale intentata contro il Comune. Dopo mesi di muro contro muro, la trattativa tra Comune di Venezia e i dipendenti del Casino sul nuovo contratto si è finalmente sbloccata. L'intesa di massima tra i sindacati e l'assessore al bilancio Michele Zuini è stata raggiunta mercoledì a tarda sera, al termine di un'estenuante giornata di confronto. Abbiamo condiviso, diciamo così, la parte economica di quello che dovrebbe essere il nuovo contratto che spero firmeremo entrambi. Adesso, a fronte di questo, hanno deciso insieme a noi di rinviare la causa che sarebbe stata domani e continuiamo per portare insomma un contratto a un compimento e alla firma, spero, di tutti quanti. Accolte in parte le richieste dei lavoratori che riceveranno dei premi in base agli incassi della casa da gioco, minimi tabellari e indennità per il lavoro notturno. La trattativa proseguirà a gennaio sulla parte normativa del contratto, ma a questo punto la strada appare decisamente in discesa e si respira un clima molto diverso da quello di appena una decina di giorni fa, quando il sindaco Luigi Brugnaro paventava addirittura la chiusura del Casino a causa dei contenziosi coi lavoratori. Le cifre che sono sul tavolo sono le stesse che c'erano a maggio, però purtroppo i tempi a volte dei contratti sono così. Comunque sì, c'è ottimismo, nel senso che aver raggiunto un accordo sulla parte economica, che secondo me è la più importante di un contratto, è sicuramente positivo e fa ben sperare per il resto. Ma il Cafarsetti, come sappiamo, c'è un'altra patata bollente sul piatto del Comune, quello che riguarda i comunali, e le assunzioni di massa dei nuovi vigili previste dalla Giunta Brugnaro rischiano, secondo i sindacalisti del DICAP, di lasciare scoperti altri settori fondamentali dell'amministrazione comunale. Sentiamo. 30 ex lavoratori precari del Comune di Venezia, attualmente disoccupati, saranno assunti nel 2018. Nessuna nuova assunzione è stata invece inserita nella programmazione di bilancio per i 2 anni successivi. Una scelta motivata dalla volontà di non illudere nessuno, spiegano dall'amministrazione, ma i sindacati chiedono trasparenza. Noi abbiamo chiesto in commissione ieri chiarezza sul punto, anche perché queste persone hanno necessità di avere una prospettiva, non si può pensare di aspettare quello che l'amministrazione potrà fare. Alla stampa, ricordano dal DICAP, la giunta comunale ha dichiarato che verranno prossimamente assunti 80 nuovi vigili. Temiamo sia una pietra tombale per gli altri settori del Comune. È chiaro che non è possibile avere una priorità unica e quindi assoluta. È chiaro che possono essere necessari ulteriori implementazioni dell'organico della Polizia Locale, ma il Comune di Venezia svolge una miriade di servizi e per fare questi servizi serve il personale. Quindi se un'ottantina di persone è la capacità assunzionale e si dice 80 vigili, significa che si presume di non assumere nessun altro. Una scelta che secondo i rappresentanti dei lavoratori avrebbe pesanti conseguenze sulla qualità dei servizi. La situazione degli uffici comunali è in alcuni casi esplosiva, ci sono uffici che stanno scoppiando, l'esempio ricorrente è quello degli uffici anagrafe, ma non è l'unico, e il personale serve.
Ed ora il biotestamento, che da oggi è legge. Il testo sulle disposizioni anticipate di trattamento in materia di consenso informato, già licenziato alla Camera, è passato oggi senza modifiche al Senato. Tante le reazioni anche nel veneziano, e tra quelle contrarie c'è la reazione, ci sono le parole forti del Patriarca di Venezia. A ottobre scorso l'ultimo veneziano noto a porre fine alla sua vita all'estero è stato Loris Bertocco, 59 anni da 40, paralizzato. Un mese dopo, a novembre, la svolta del pontefice: evitare l'accanimento terapeutico non è eutanasia, così Papa Francesco. Oggi, con l'approvazione del biotestamento al Senato, diventa legge quello che per molti ha rappresentato insormontabili battaglie, commuovendo e dividendo come sempre l'opinione comune. Con 180 sì, 71 no e 6 astenuti, il disegno di legge sul testamento biologico ha ricevuto il via libera definitivo. Contrari la Lega e i senatori di centrodestra. Da Venezia il monito del Patriarca Francesco Moraglia, per il quale la legge è sbagliata. Non è la prima volta che la politica è incorsa in questo errore. Per il Patriarca la vita va rispettata ad ogni costo. Creare la legge, quell'alleanza terapeutica che riguarda il malato, i parenti del malato, i medici, gli operatori sanitari, e che deve rispettare la vita delle persone. Da Pier Giorgio Welby a Luca Coscioni e Loana Englaro fino a DJ Fabo, un'unica volontà, quella di dare decoro a una vita in stato vegetativo, scegliendo di poter morire con dignità. La cronaca giudiziaria adesso con l'inchiesta Mose, e precisamente il filone parallelo che riguarda la cresta fatta sui cassoni del Mose a Chioggia. Ora la Procura di Venezia ha chiuso le indagini, 10 persone sotto inchiesta, tutti gli indagati accusati di reati fiscali, cioè l'emissione e l'uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, avallata dalle confessioni dei principali protagonisti, le imprese che hanno realizzato gli 8 cassoni del Mose, cioè gli enormi manufatti in calcestruzzo ancorati in fondo alla bocca di porto di Chioggia, avrebbero gonfiato i costi da 7,6 milioni previsti inizialmente a 8,1 milioni, fingendo spese in più per 500.000 euro, in modo da poterne retrocedere la metà come fondi neri. E adesso parliamo di una decisione, una valutazione del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Lo sappiamo, è una valutazione importante e si discute molto di numero chiuso a San Marco, e allora lo annuncia lo stesso sindaco: stiamo girando l'Europa alla ricerca di tecnologie che ci permettano di fare questo. Allo studio degli uffici di Cafarsetti ci sono nuovi percorsi turistici per reindirizzare i visitatori della città in zone diverse da quella marciana, che potrà essere chiusa in caso di eccessiva presenza. Stiamo procedendo con l'esame dei diversi software collegati a telecamere contapersone, annuncia il sindaco Luigi Brugnaro. Si tratta di tecnologie nuove che stanno venendo valutate dai nostri tecnici. Dobbiamo trovare la tecnologia giusta. Abbiamo trovato una tecnologia, però è ritardata di 15 minuti, cioè tu hai il numero delle persone che passano 15 minuti dopo, è troppo tardi. Allora stiamo cercando altri sistemi, stiamo girando l'Europa, sempre in silenzio, perché l'idea poi è poter contare quanta gente entra nell'area marciana, cioè il delta tra entrate e uscite di tutta l'area. A quel punto possiamo fare una serie poi di ulteriori provvedimenti. Lo stesso sistema verrà poi impiegato per il monitoraggio e la gestione dei flussi in altre zone critiche della città. Contingentare gli arrivi dei lancioni nelle varie aree. Stiamo studiando e capendo come funziona, ma ha funzionato negli ultimi 30 anni, un caos, perché si sono aggrovigliati interessi di ogni genere. L'equilibrio tra turismo e residenza è un problema complesso che stiamo affrontando un pezzo alla volta, spiega Brugnaro. Ricette semplici non esistono. In questo dobbiamo tenere la parte buona, che è l'accoglienza assolutamente sempre decorosa delle persone, e nello stesso momento anche una gestione di tutti questi numeri. Un altro tema sul piatto, soprattutto in questo periodo, quello delle aperture festive dei negozi, soprattutto dei centri commerciali. Se si è costretti a lavorare nei giorni festivi, la busta paga dovrebbe essere più pesante almeno dell'80%, lo dice Confesercenti Venezia, contraria alle liberalizzazioni.
Giorni di feste e liberalizzazioni, ovvero centri commerciali e negozi aperti anche nei giorni festivi. Immancabile la polemica, visto che sulla questione è intervenuto anche Papa Bergoglio, contraria alle aperture domenicali dei giorni festivi, pure Confesercenti. Noi pensiamo che la domenica debba essere destinata al tempo libero, alla famiglia, a gli aspetti valoriali che stiamo un po' perdendo. Una società che vive solamente di acquisti e di consumi non è una società evoluta né moderna. Per Confesercenti la soluzione è chiara: ridurre le aperture festive domenicali o, in alternativa, dare equo valore al costo del lavoro, così come già avviene in Francia. Con una maggiorazione di circa 70-80%. Questo proprio per disincentivare anche le grandi multinazionali, perché questo riguarda ovviamente solamente la grande distribuzione, a tenere aperto nei giorni domenicali e festivi. Ed ora torniamo alla cronaca e andiamo a Sottomarina, quindi frazione di Chioggia, per parlare di una terribile vicenda, uno stupro, la vittima una disabile e 2 presunti responsabili. Si sta ancora indagando sul presunto stupro di Sottomarina di Chioggia subito l'altro giorno da una 46enne del posto con noti problemi di disturbi mentali. Individuati, identificati dai carabinieri del posto i presunti aggressori, si tratta di 2 marocchini. Rimessa all'autorità giudiziaria la valutazione del caso, in attesa infatti dell'esito degli accertamenti ospedalieri e da stabilire se si sia trattato di una violenza fisica in senso letterale o di tipo psicologico. La donna potrebbe infatti anche essere stata circuita da 2 extracomunitari che avrebbero abusato del suo disagio psichiatrico. Quindi da capire in sostanza di che tipo di violenza si sia consumata nella roulotte abbandonata e usata da 2 marocchini come appoggio abituale ma non come residenza. Indagine ancora in corso e nel più stretto riservo. Pochi istanti per fare razzie e fuggire con un bottino pesante tra i 15.000 e i 20.000 euro, un colpo in appena un minuto a Jesolo, nei confronti, obiettivo, un negozio di abbigliamento in via Trentin, Jesolo Lido. I ladri sono entrati in azione la scorsa notte, verso mezzanotte e mezza. I proprietari che abitano al piano di sopra dello stesso stabile hanno udito il fragore di una macchina che si schiantava contro la vetrina al piano terra, una spaccata dunque utilizzando un'auto come ariete e i ladri che sono fuggiti con capi di abbigliamento per un valore appunto pesante tra i 15.000 e i 20.000 euro. E adesso la polemica tra la gente soprattutto e anche in regione con qualche disagio per la legge regionale che stanzia 600.000 euro per il cambio di sesso. Soldi pubblici, cioè veneti, per cambiare sesso, e non si parla di noccioline ma di ben 600.000 euro, ovvero 200.000 euro annui stanziati per il prossimo triennio, attingendo dal Fondo Sanitario della Regione Veneto, notizia che tra la gente genera un misto di scalpore, confusione e incredulità. No, stavo ben così come sta. Ti viene da ridere? Sì, sì. Pensa che stia scherzando? No, ma forse sì. Togliersi o mettersi le tette, guardi, le dico la verità che io ne farei a meno. Soprattutto d'estate che non so dove metterle. Scelta dei consiglieri regionali del centrodestra Veneto Autonomia e Libertà Stefano Casali, Andrea Bassi e Fabiano Barbisan, condivisa da Stefano Valdegamberi del gruppo misto, individuando pure il policlinico convenzionato di Abano Terme, mozione contro la quale è insorta la Lega Nord con il capogruppo Nicola Finco, chiede l'abrogazione immediata di questa legge regionale. Le priorità anche per i veneziani sono infatti altre. Ci sono altri problemi, penso, non solo nella Regione Veneto, in tutta Italia. Persone anziane che non hanno quasi da mangiare, non proprio, neanche da chiedere. Se fossero investiti diversamente in qualcosa di più serio. Penso che non ci sia una enormità di gente che ha bisogno di fare queste cose qui, insomma. È un problema un po' delicato e non so cosa rispondere su queste cose, perché purtroppo ci sono molti che sono in casa di riposo e non hanno l'aiuto di nessuno. Sarebbe più adatto a spendere i soldi per queste persone.
Lo diceva la signora in questo servizio, parlava delle case di riposo e oggi si è fatto il punto della situazione e c'è allerta nel territorio. E allarme terza età, cresce anche nel veneziano il numero degli anziani senza aiuti per la retta e in contemporanea sono ancora troppo pochi quelli che possono contare sull'impegnativa regionale. A dirlo l'assessore di comparto del comune lagunare. L'amministrazione comunale sta facendo squadra con le case di riposo pubbliche, con le IPAB, l'IRE, l'antica scuola dei battuti, che a Venezia rappresentano delle realtà importanti, 350 posti letto a Mestre e altri 400 dell'IRE tra Venezia e Mestre, per resistere a un momento di difficoltà dovuta soprattutto al fatto che non stanno aumentando le impegnative di cura residenziale e quindi evidentemente ci sono molte domande di anziani che vorrebbero entrarci o famiglie che vorrebbero aiutare l'anziano a trovare un posto dove può essere accudito meglio che a casa, ma purtroppo non ci sono i fondi regionali sufficienti. Anziani che scontrano il buco legislativo delle IPAB, riforma attesa da tempo e che vede bloccata la corsa alle case di riposo pubbliche a vantaggio dei competitors privati, dai costi assistenziali decisamente inferiori. C'è tuttora un gap da colmare tra i posti letto accreditati e le impegnative sanitarie. Questo vuol dire che ci potrebbero essere persone, effettive posti letto vuote, e persone invece che hanno bisogno, e questi due dati non dialogano ed è una penalizzazione importante che dobbiamo assolutamente superare. La storia dell'acquedotto di Venezia in mostra a Piazzale Roma, ma la vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornale di Venezia. Allora, negli uffici, nei nuovi uffici di Veritas a Piazzale Roma, una mostra dedicata alla storia dell'acquedotto di Venezia. Da qualche ora sono aperti nella sede di Sant'Andrea a Piazzale Roma il nuovo centro servizi di Veritas e il Museo dell'Acquedotto di Venezia. Gli uffici sono stati completamente ristrutturati e ospitano ora un'ampia sala d'attesa e numerosi sportelli. Sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30. Negli stessi giorni e orari è possibile visitare il museo. Per fortuna quelli che vengono qui non aspettano tanto, ma se vogliono impiegare quel quarto d'ora, quei 10 minuti in attesa che gli altri utenti siano serviti, possono visitare questa sala che racconta la storia dell'acquedotto della città. Nella sala espositiva sono presenti foto e documenti che raccontano la storia dell'approvvigionamento idrico in laguna, partendo dalla fondazione di Venezia e arrivando ai nostri giorni. Al centro dell'esposizione un famoso pezzo storico, il motore ausiliario Tosi del 1939, in funzione fino al 1992 per alimentare una pompa di riserva dell'acquedotto. Come sapete l'acqua viene trasportata nelle case da un acquedotto, e questa è una dei frutti della modernità e si è conquistata non tanti anni fa, per la verità, 100-150 anni di tempo. Prima bisognava procurarsela alle fontane o in altri modi, e qui c'è proprio la storia dell'acquedotto veneziano che compie 130 anni, quindi è uno degli acquedotti moderni, funzionanti, più anziani che abbiamo. Stanno arrivando in massa nelle nostre redazioni le segnalazioni per i vostri presepi. Vi ricordo allora i modi per contattarci, redazione@antena3.it e 0422 023 0898 per lasciare un messaggio, per scriverci una mail nella quale descrivete il vostro presepe. Lasciate, cosa fondamentale, il vostro numero di cellulare, il vostro indirizzo e anche qualche caratteristica del vostro presepe. Questo se volete che veniamo noi a riprendere la vostra creazione, oppure con il numero di WhatsApp e di SMS per poter inviare il video. Ma non ci sono soltanto i video delle vostre case, c'è anche un presepe istituzionale come quello del Consiglio regionale. Lo vediamo.
Ed è tutto da Venezia, vi lascio le previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Il tempo sarà stabile sulle nostre regioni, sia pure con qualche nebbia e con qualche isolato fenomeno. Vediamo il dettaglio del 15 dicembre. Sul Veneto locali nebbie o foschie mattutine sulla pianura padana e in genere anche sulle vallate del Bellunese. Non mancheranno comunque ampie schiarite soleggiate, specie dal pomeriggio. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, valori notturni attesi tra 2 e 5 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Il tempo sarà instabile con piogge locali temporali sulla Venezia Giulia, poco nuvoloso in pianura, coperto e localmente nebbioso invece in montagna. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 13 gradi, valori notturni attesi tra 5 e 9 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Alternanza di nubi e schiarite sulla nostra regione, ma gli addensamenti nuvolosi potranno causare anche deboli nevicate fino a bassa quota. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 5 e 10 gradi, minime con -1 a Bolzano e 4 gradi a Trento. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati sud-occidentali localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.